La stretta di mano è quella firma cruciale. Matteo Salvini e Luca Zaia fianco a fianco per un documento che è come un sigillo. Protocollo di legalità nei cantieri della Pedemontana Veneta, il cui motore è acceso da tempo e che vedrà a brevissimo la prima luce verde effettiva. Apriremo nelle prossime settimane già il primo tratto che è asfaltato, per il casello è funzionale, e da quel momento ogni tratto funzionale da casello a casello nei 14 caselli sarà aperto appena sarà ultimato. Non attenderemo la fine dei lavori che è fissata per dicembre 2020. A ottobre la possibile apertura dei 7 km del tratto tra lo svincolo della 31 e Marostica. La Pedemontana non si può fermare. Siamo qua a sostenere un'idea di crescita, di sviluppo, di futuro, di Veneto che guarda avanti. Non siamo qua per fermare, non ci hanno votato per fermare, per tornare indietro. Messaggio chiaro anche al collega di governo Toninelli. Non si può fermare la più grande opera in cantiere oggi in Italia, 14 caselli, 36 comuni interessati, il 50% già completata. Stiamo parlando della più grande cantiere oggi vivente in Italia che vale 2 miliardi e 258 milioni di opere. Una superstrada, un'autostrada è un'infrastruttura che comunque risolverà i problemi di mezzo Veneto. Per farlo occorre però la garanzia di responsabilità e legalità ed ecco la firma di oggi. È la volontà di allinearci ancora ulteriormente a quello che sono poi i dettami e le direttive del Ministero degli Interni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. È la volontà di continuare in questo percorso di trasparenza. Lotta seria, con banca dati, scambio di informazioni. Se si verificherà che un'azienda che ha già avuto un appalto o un subappalto è infiltrata, comunque se ne dovrà andare dai cantieri, dice Zaia. Firmano i prefetti, firmano i sindacati, firma il concessionario privato con il quale il rapporto è innovativo. È la prima infrastruttura in Italia che viene gestita in maniera assolutamente atipica. Il concessionario realizza l'opera, non incassa i pedaggi, ve lo ripeto, non incassa i pedaggi, noi come Regione incassiamo i pedaggi e ci siamo impegnati a pagare un canone sulla base di un flusso atteso di traffico di 24.000 veicoli al giorno, il che vuol dire che pago un canone di disponibilità, tutto quello che entra in quella infrastruttura è del pubblico. Suggerirò magari ai colleghi con cui purtroppo da Ferragosto stiamo lavorando su altri dossier autostradali, ahimè meno brillanti, perché magari il modello di compartecipazione positiva pubblico-privato sperimentato e che verrà sperimentato in Veneto possa essere un modello anche a livello nazionale. A ottobre il primo tratto, poi si va avanti. Spero proprio di essere nel dicembre 2020 fra coloro che inaugureranno questa importantissima infrastruttura. Quindi non ne ho dubbio.